squadra mobile ha identificato i killer che hanno seminato il terrore a Marghera sparando 12 colpi di pistola tra la gente e uccidendo una persona. Cambio il vertice della Mantovani dopo l'inchiesta della finanza, al posto di Baita, l'ex questore di Treviso Damiano. La D di Trenitalia Moretti annuncia un drastico taglio dei servizi ai pendolari se la regione non onorerà i debiti. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Hanno un nome, un cognome e un volto i due killer che hanno sparato tra la gente domenica sera, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Sono kosovari e sono stati immortalati dalle telecamere che si trovano in piazza Mercato a Marghera e ora non sarà facile però catturarli. Sono stati identificati i due killer che domenica sera hanno seminato il panico in piazza Mercato a Marghera e ucciso un macedone e ferito gravemente un altro connazionale. La polizia ha messo assieme tutti gli elementi a partire dalle telecamere che hanno ripreso la scena della sparatoria davanti al bar a Edoporte e la fuga dei due killer, per finire con l'interrogatorio di Junior Helmas che però finora ha risposto soltanto facendo sì e no con la testa. Ora però dovranno essere catturati e non sarà facile. Almeno uno dei due sembra che sia fuggito subito dopo la sparatoria e che sia riuscito a tornare a casa a pochi chilometri dalla città dove fra qualche giorno arriverà la salma di Aydin Isak, il 33enne ammazzato per errore. Intanto si allunga la lista delle ipotesi che hanno provocato la sparatoria. Potrebbe essere stato un debito, forse di 7 o 8 mila euro, contratto da Elmas Kunev, il macedone sopravvissuto all'agguato. Intanto, anche con l'aiuto delle telecamere puntate sulla piazza, si sta chiarendo sempre più la dinamica della sparatoria. Il kosovaro, che poco prima delle 20 arriva nella piazza, si trasforma in un assassino, cerca Gunev, lo trova, lo colpisce con il calcio della pistola ad una spalla. Forse non era intenzionato ad uccidere, forse no. La reazione violenta di Gunev scatena l'inferno. Il giovane inizia a sparare, colpisce Isak al torace, altri due colpi raggiungono Gunev, che però riesce a mettersi in salvo in bagno. Intanto il killer sfoga la sua rabbia sparando altri colpi di pistola tra la gente, almeno 10, sfiorando la strage. Il nuovo presidente della Mantovani è l'ex questore di Treviso Carmine Damiano. L'annuncio è stato dato oggi dopo l'azzeramento del consiglio di amministrazione presieduto da Pier Giorgio Baita da parte della famiglia Chiarotto, principale azionista della società. Damiano ha definito la scelta della famiglia caduta sulla sua persona un segnale forte e univoco che non si presta ad interpretazioni. Intanto l'imprenditore padovano Mirko Voltazza ha parlato e accusato l'ex presidente della società Mantovani Pier Giorgio Baita, sostenendo che il sistema Baita aveva bisogno di nuove società cartiere e ora trema per la propria vita. Mirko Voltazza, il ragioniere coinvolto nell'inchiesta Mantovani, teme per la sua vita ora che ha confessato e si trova in carcere in isolamento a Venezia. A renderlo noto è stato il suo avvocato Michele Pergola, il quale ha aggiunto che Voltazza ha risposto a tutte le domande sulle fatture che riguardano l'inchiesta. L'imprenditore padovano di Polverara avrebbe raccontato la sua verità, ossia che si trovava in difficoltà economica e che chiedendo al presidente della Mantovani Pier Giorgio Baita aiuto gli sarebbe stato fatto capire che servivano nuove società per produrre fatture false, perché dovevano chiudere la società sammarinese nel mirino della Guardia di Finanza. Così Voltazza si sarebbe attivato procurando piccole società disposte ad emettere fatture false. Un'attività iniziata da poco, tanto che si parlerebbe di 2 milioni di euro. Voltazza ha anche raccontato di essere stato minacciato e che per questo teme per la sua incolumità fisica. Quando è stato condannato ad 1 anno e mezzo per peculato, ricettazione e calunnia, era chiaro che sarebbe finito in carcere. La cricca gli ha offerto soldi perché se ne andasse. Troppo pericoloso che rimanesse in Italia e ora che è ritornato per alleggerire la sua posizione giudiziaria, Voltazza ha paura. Una maggiore soglia di moralità è necessaria. È l'appello lanciato oggi dal presidente del TAR Veneto Bruno Amoroso, inaugurando l'anno giudiziario della locale magistratura amministrativa a Venezia. Il Tribunale regionale amministrativo ha registrato dal 2005 un calo significativo dei ricorsi di quasi 1/3, un dato non necessariamente legato ad un migliore stato di salute della vita amministrativa, ma invece ai maggiori costi della giustizia amministrativa.
E ora un'altra notizia, l'abbiamo sentito anche dai titoli: dopo la raccolta della spazzatura un altro servizio pubblico potrebbe entrare in crisi a causa della mancanza di liquidità degli enti locali. Il servizio di trasporto ferroviario regionale dei pendolari lo ha annunciato oggi l'AD di Trenitalia, Mauro Moretti. A rischio il servizio ferroviario per i pendolari. Anche Trenitalia lamenta ritardi nei pagamenti da parte delle regioni per la copertura dei costi del servizio ai pendolari. Stamane a Padova l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, a margine del convegno sui 40 anni dell'Interporto di Padova, ha annunciato una riduzione drastica dei servizi se le regioni non faranno fronte ai loro impegni. Moretti ha auspicato che in alternativa gli enti regionali vengano sostituiti da altri enti. Una ricetta per sbloccare fondi e dare finalmente un po' di ossigeno alle imprese, anche a Trenitalia, arriva dalla CGIA di Mestre, secondo cui si dovrebbe prendere esempio dalla Spagna. Madrid è riuscita a smobilizzare 27 miliardi di euro di pagamenti arretrati in soli 5 mesi, attingendo agli aiuti ricevuti da Bruxelles, chiesti con un piano delle riforme che ogni paese europeo deve presentare entro aprile. Secondo l'associazione bisogna che il governo italiano ponga al centro dei propri interessi le imprese e i 70 miliardi di debito che ha nei loro confronti. Oltre ai mancati pagamenti del pubblico, continua anche la contrazione dei prestiti erogati dalle banche, con il risultato che la gran parte del 95% di imprese italiane che ha meno di 10 addetti non riesce più a finanziarsi. Invece la CTV cerca fondi e corre ai ripari per arginare il fenomeno dell'evasione delle tariffe. L'assessore Ugo Bergamo ha annunciato un giro di vite in autobus e vaporetti con una intensificazione dei controlli. Da 60 controllori passeranno a 105 a tempo pieno. Nei principali approdi ci saranno almeno 4 controllori. Inoltre, nell'arco dei prossimi 3 anni, circa 50 approdi, tra i più frequentati, verranno dotati di tornelli. E ora c'è anche una buona notizia: nella crisi il numero verde antisuicidi della Regione Veneto ha aiutato a salvare dalla depressione finora quasi 500 imprenditori sul lastrico. Sono quasi 500 gli imprenditori esasperati sull'orlo del fallimento che hanno chiesto aiuto al numero verde antisuicidi della Regione Veneto. Stamane il presidente della regione Luca Zaia ha fatto il bilancio sui risultati del servizio da quando è stato istituito lo scorso giugno, spiegando che operatori del centro, psicologi e imprenditori hanno salvato dalla depressione molti imprenditori veneti in difficoltà. Il servizio inoltre è stato fin da subito utilizzato da molti imprenditori e nel corso dell'anno si è evoluto da telefono di soccorso a telefono amico, anche per chi, non trovandosi in difficoltà finanziarie, vuole semplicemente chiedere consiglio o parlare delle proprie preoccupazioni. L'aspirazione del presidente Zaia e della coordinatrice del progetto Emilia Laugelli è che il numero antisuicidi, oltre a dare supporto e assistenza, si trasformi in una piattaforma in cui chi è riuscito a superare la crisi racconti la propria esperienza, così che possa aiutare i molti colleghi ancora in difficoltà. Il Tribunale di Venezia, presieduto da Stefano Manduzio, ha condannato per usura Renata Vianello, 65 anni, residente a Santa Marta. L'ha condannata a 3 anni e 6 mesi di reclusione e 10.000 euro di multa e l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per i fatti a partire dal 2006 per i quali la donna ha ammesso le proprie responsabilità. Amministratrice di una cassa Peote, aveva iniziato a prestare soldi ad alcune delle socie, tutte donne tra i 50 e i 60 anni, con debiti per le perdite alle slot machine dei bar o per acquisti, imponendo però loro tassi capestro del 10%. E andiamo a Mestre, dove la battaglia per la soppressione della ZTL di via 20 settembre volge a favore del comitato cittadino. L'assessore alla mobilità Ugo Bergamo ha annunciato la sospensione della zona a traffico limitato per almeno 8 mesi. Soddisfazione tra i commercianti mestrini. Stop alla ZTL in via Verdi e Riviera 20 settembre per i prossimi 8 mesi. L'assessore alla mobilità Ugo Bergamo fa un passo indietro sulla questione traffico limitato sostenuta negli scorsi mesi e proporrà oggi in giunta comunale di non riattivarla. La motivazione, a detta dell'assessore, sarebbe lo spostamento dei cantieri per la riqualificazione del Marzenego proprio tra via Poerio e Riviera e la sospensione temporanea della ZTL eviterebbe disagi alla città.
Decisivo è stato comunque il sopralluogo effettuato dal sindaco Orsoni martedì scorso, che ha indirizzato verso questa scelta. Decisione presa in fretta e che sarà approvata oggi da sindaco e giunta. Esultano i comitati No ZTL guidati da Francesco Coniglio, che avevano ottenuto sentenza positiva dal TAR contro la chiusura delle vie al traffico e chiedono ora a Bergamo di ritirare al più presto il ricorso presentato dall'amministrazione comunale al Consiglio di Stato contro quella sentenza. Soddisfatte anche le associazioni di categoria Ascom e Confesercenti, che avevano sostenuto nei mesi scorsi le critiche contro la ZTL, condividendo le perplessità degli esercizi commerciali che vedono nella chiusura al traffico un possibile danno all'attività. La soluzione però non è definitiva e Bergamo ci tiene a precisare che l'area è destinata alla pedonalizzazione, nell'obiettivo di allargare il centro cittadino. Il provvedimento è solo posticipato di 8 mesi e poi si tornerà a discutere di ZTL. E ora notizie di cronaca nera. Scoperto a Mogliano un giro di prostituzione gestito da una cittadina cinese. I carabinieri della compagnia di Mestre hanno arrestato in flagranza una 45enne in via Ronzinella nella residence Torre Plateau. Si trovava con 2 cittadine di origine cinese, irregolari, dedite alla prostituzione. Nell'appartamento si alternavano almeno 10 ragazze e i clienti venivano agganciati tramite annunci su giornali gratuiti e online. Il costo delle prestazioni variava dai 50 ai 500 euro. Gli agenti del commissariato di Jesolo inoltre hanno arrestato un cittadino rumeno trovato in possesso di una stecca di hashish che nascondeva all'interno degli indumenti intimi. L'uomo è stato bloccato nei pressi di un fast food del parco commerciale Laguna Shopping. E infine a Chioggia i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato un quintale di vongole sotto misura trovate a bordo di un camion diretto ad un centro all'ingrosso del nord Italia. Il prodotto è stato rigettato in mare e il trasportatore è stato denunciato. E cambiamo argomento, andiamo nell'area metropolitana, andiamo in provincia, alberghi mezzi vuoti per le festività pasquali a Jesolo. Sono le caustiche previsioni degli operatori turistici del settore che lamentano poche iniziative e poca programmazione per attirare i turisti. Pasqua da dimenticare per gli albergatori jesolani. Potrebbero essere solo una quarantina su 400 gli hotel che terranno aperto per le festività, ma tutto dipenderà dalle previsioni meteo. Potrebbe essere un flop l'ultimo fine settimana di marzo, che ha registrato poche prenotazioni, in netto calo rispetto agli anni scorsi, e gli albergatori attendono un flusso di turisti drasticamente ridotto. Il numero di strutture aperte potrebbe essere perfino inferiore rispetto al periodo di Carnevale, che già non era stato dei migliori, preannunciando un inizio di stagione poco entusiasmante. Il presidente dell'AIA, Associazione Jesolo Albergatori, Massimiliano Schiavon, lamenta il fatto che siano mancate una programmazione mirata per le festività pasquali ed una programmazione che legasse la Pasqua ad eventi di intrattenimenti che attirassero i potenziali turisti. Denuncia infine una poca collaborazione con il comune. Calo delle presenze e pochi turisti significano anche meno lavoro per i molti stagionali che speravano di trovare impiego durante la stagione estiva nelle strutture ricettive di Jesolo. In questi mesi di bassa stagione si contano già 3-4 mila posti in meno e le assunzioni sono rinviate a quando si avvierà la stagione, ma si prospetta un forte calo delle assunzioni ed una riduzione della durata dei contratti anche nel pieno dei mesi estivi. E se Jesolo sta già soffrendo per un inizio di stagione poco felice, peggio è per le altre località della costa, da Bibbione a Chioggia, che non vedranno l'arrivo di flussi turistici almeno fino a maggio. Il mondo del volley è sotto shock. Sara Anzanello, campionessa del mondo 2002, da mercoledì è ricoverata a Milano per una forma acuta di epatite. Per salvarsi deve essere sottoposta d'urgenza ad un trapianto di fegato che già nella notte potrebbe essere effettuato. Sono incerte le cause della patologia che solo in rari casi ha un decorso così grave e veloce. Il problema sarebbe riconducibile alle 48 ore precedenti al ricovero. E ora una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Franco Oro Più, il tuo oro, il tuo argento e il tuo platino pagati subito in contanti alla massima valutazione di mercato. Franco Oro Più lo trovi a Mestre, Marghera, Venezia, Jesolo e Caorle. A Trieste, a Belluno e a Schio. Entra nella filiale a te più vicina.
Grande risparmio nei supermercati Ali e centri Aliper. Sì, con lo sconto 30% su tantissimi prodotti fino al 20 marzo per i possessori di carta fedeltà. Meno 30%, con la qualità di sempre. Ali Aliper. Migliora la vita, anche per il 2013. E ora altre notizie dall'area metropolitana, ce ne parla Margherita Beato. E ora notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. Chi vuole essere aiutato deve darsi da fare. San Stino di Livenza rivoluziona l'assistenza comunale e a chi chiede sostegno fa firmare un contratto sociale che prevede, tra le altre cose, anche la partecipazione a dei corsi formativi. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l'intervento può essere revocato. Ultimi giorni per la mostra di astronomia in Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. Fino a domenica 17 marzo sarà possibile fare un giro tra i pianeti del Sistema Solare, vivere l'ebbrezza della missione Apollo 11 e sabato alle 16 incontrare anche un vero astronauta, vale a dire Paolo Nespoli, rimasto 157 giorni nello spazio. Un corso per pet sitter, ovvero per chi desidera accudire gli animali altrui. L'iniziativa per avviare a questa nuova professione parte da Treviso, dal centro cinofilo Il Mondo di Ercolino. Il corso si svolgerà dal 23 marzo al 28 settembre, al costo di 800 euro e avrà come docenti medici veterinari, educatori ed etologi. Salviamo rospi e rane, iniziano le migrazioni primaverili verso i luoghi di riproduzione e il gruppo Salvataggio Anfibi della provincia di Treviso cerca volontari per sottrarre gli animali allo spiaccicamento sull'asfalto. Chi volesse unirsi al gruppo può visitare il sito www.sosanfibi.it che riporta il calendario dei salvataggi. La Croce Verde di Padova compie 100 anni. L'Opera Pia annovera 1200 volontari. Nel 2012 ha effettuato 89.000 servizi, per un totale di 239.000 ore di volontariato, oltre a 490 donazioni di sangue. L'anniversario sarà festeggiato il 2 aprile con un concerto al Teatro Verdi. Si raccoglieranno fondi per una nuova ambulanza. La super famiglia padovana dei Calò si allarga. Ferruccio e Alessandra, già genitori di 13 figli, si apprestano a battere un nuovo record. È infatti in arrivo il 14° bambino. È un figlio cercato, spiegano mamma e papà. Quanto alle difficoltà economiche, si superano grazie all'aiuto di tantissime persone generose. E ora due notizie, tutto al femminile, l'evento in programma domani, sabato 16 marzo, al Centro Studi Donne per la Pace di Sant'Elena. Sarà presentato il libro di poesie Il Sé, edito da El Squero di Raffaella Domestici, autrice anche dei quadri che comporranno la mostra Dissonanze del Sé, aperta fino al 1° aprile. La lettura di poesie sarà accompagnata al pianoforte dalle musiche originali di Rosaria De Filippis. E ancora un'altra notizia, per questo fine settimana vi segnaliamo uno spettacolo molto divertente in scena domenica pomeriggio al Teatro dei Frari. Si intitola Feidò Feidò, amore e risa ed è interpretato dalla prestigiosa compagnia veneziana La Bautta di Fulvio Sauner. Un valzer di equivoci, tresche e sotterfugi dagli effetti esilaranti. E ora la nostra rubrica, lo zoom del Gazzettino. Sono andata negli studi di Radio Venezia oggi per commentare le principali notizie della settimana con Tiziano Graziottino. Siamo negli studi di Radio Venezia per analizzare le notizie della settimana. Allora, ha tenuto banco, diciamo, ancora la notizia sulla sparatoria di Marghera, direi, no? Fin dal lunedì. E se ne è parlato a lungo e ancora i contorni non sono molto chiari di questa vicenda. Sì, anche se qualcosa si è capito, e devo dire che come Gazzettino siamo stati i primi, ad esempio, a sottolineare che
il vero obiettivo non era il macedone che è stato ucciso, ma casomai il ferito, ed anche che la pista probabilmente sia stata quella, potrebbe essere quella di una vendetta, in realtà un regolamento di conti. L'altro aspetto che mi pare sia emerso abbastanza chiaramente nel corso di questa settimana è che non si trattava di professionisti, non hanno agito come dei killer che vanno, colpiscono e scappano, ma in maniera un po' farraginosa. Già il fatto che abbiano sparato addirittura 12 colpi, di cui 9 insomma sono finiti in giro, e quindi mettendo a repentaglio anche tutta la gente che in quel momento alle 8:30 di domenica sera si trovava in piazza a Marghera, insomma ecco, questo dà i contorni appunto di un'azione fatta proprio più che altro per vendicarsi, insomma, dopo una serie di scontri. Poi potrebbe esserci anche un debito di mezzo, insomma la situazione, come dicevi, è tutta da chiarire. Alcuni punti fermi ci sono. Sì, magari forse anche una sparatoria dettata un po' che da un certo impulso, magari sì, c'era l'intenzione di uccidere o l'intenzione di sparare, ma 12 colpi esprimono anche la rabbia, no? Di qualcuno che vuole in qualche modo sfogarsi, quindi sarà tutto da vedere, anche perché lui non parla ancora, il ferito è ancora ricoverato, è ancora in fin di vita, sta ancora male, quindi non riesce ancora. Senti, altra notizia, la delusione che c'è stata per l'elezione del Papa argentino anziché Scola. Diciamo che i giornali, anche i grandi giornali italiani ed esteri, davano Scola tra i favoriti e qualcuno lo dava come il favorito. Quindi insomma che si sia arrivati a una conclusione del conclave in maniera così anche rapida e con un Papa appunto che non era l'ex patriarca di Venezia, ha preso in contropiede tutti, ha lasciato forse un po' di amaro in bocca ai veneziani che lo conoscevano. Insomma, si sa che Venezia, il patriarcato, viene considerato una testa di ponte verso il Vaticano, e quindi poteva essere confermata anche questa tradizione. Così non è stato, ma insomma ecco, anche perfino la CEI che ha fatto questa gaffe clamorosa, no? Con un comunicato in cui faceva le congratulazioni a Scola. Insomma ecco, diciamo che tutto era preparato per la vittoria del nostro ex patriarca, così non è stato. Poi Cacciari, che insomma è veneziano, dice: non preoccupatevi, Scola rimane il punto di riferimento degli italiani. Certo è che insomma la Chiesa adesso non è più europea, diciamo, no? Questa è la svolta, è l'uscita, diciamo, dall'Europa. Questa è la cosa più importante, e con tutto il fatto poi che ci sono un sacco di cattolici nell'America Latina. Altra notizia, la vicenda del bullismo di Portogruaro. Sì, una vicenda inquietante, perché dai riscontri che abbiamo avuto, questi ragazzi 16-17 anni andavano a scuola con dei coltelli per far pagare una sorta di pizzo ai più piccolini. È una vicenda che ha trovato appunto dei riscontri oggettivi. I carabinieri ci stanno lavorando ormai da 3 mesi, pare addirittura, secondo la testimonianza peraltro non chiarissima di una delle vittime, che sarebbe spuntata un giorno anche una pistola. Probabilmente possiamo ipotizzare una pistola giocattolo, di quelle col cosiddetto tappo rosso. Però la vicenda insomma è emblematica, che ormai a scuola ne succedono un po' di tutto. È stata registrata anche la preoccupazione della preside per questa situazione. Bene hanno fatto i carabinieri a fare un'indagine serrata, perché è da 3 mesi che vanno avanti per definire tutti i contorni di questa vicenda. Senti, altra notizia, l'inchiesta Mantovani, anche questa ha riempito i quotidiani e i notiziari durante la settimana. Oggi è una giornata importante, c'è il riesame che deve decidere se, forse anzi questa sera, quando fra un po' andremo in onda, forse magari si saprà se l'inchiesta sarà trasferita a Padova. Sì, dovrebbe esserci anche la decisione sulla scarcerazione di Baita. Però mi pare che il quadro probatorio sia andato confermandosi, non ci sono certo state situazioni che possano aver alleggerito la posizione degli imputati. Lo stesso Voltazza, rientrato dall'estero, ha sostanzialmente confermato il quadro accusatorio, addirittura ha fatto capire che lui stesso finiva per essere in qualche maniera una piccola cartiera che procurava delle fatture false, e quindi la situazione per creare i fondi neri. Insomma, quindi come già dicevamo all'inizio, la Procura e la Guardia di Finanza avevano buone carte da giocare, e sembra insomma che adesso piano piano le stiano mettendo tutte sul tavolo. Ecco, inquieta che abbia paura per la propria incolumità, no, Voltazza?
Bah sì, questo lo dice lui, insomma sarebbe addirittura ancora più grave, insomma no, perché a questo punto ci sarebbe uno scenario che oltre all'aspetto delle fatture false, dei fondi neri, insomma delineerebbe anche la situazione di violenza che speriamo che alla fine non sia confermata, almeno questa. Bene, concludiamo qui questa nostra rubrica Lo Zoom del Gazzettino. Grazie Tiziano per essere stato con noi. Noi ci risentiamo con questa rubrica venerdì prossimo. E siamo alle previsioni del tempo, vediamo nel dettaglio cosa ci riserva il meteo questo fine settimana. Tempo stabile e soleggiato, con aria secca e temperature più basse. Tra domenica e lunedì nubi e piogge anche consistenti. Sabato 16 marzo, sereno e soleggiato, salvo qualche velatura in transito. Valori termici stazionari, gelate notturne anche in pianura, mare poco mosso. Domenica 17 marzo, variabile con nuvolosità in aumento. Dal pomeriggio precipitazioni via via sempre più estese, specie la notte. Temperature in ripresa oscillanti fra 3 e 9 gradi, mare da poco mosso a molto mosso. Lunedì 18 marzo, tempo perturbato con pioggia diffusa anche a carattere di rovescio. Valori termici ancora in aumento, vento di scirocco sostenuto sulla costa. Martedì 19 marzo, precipitazioni e nuvolosità in attenuazione, quindi cielo sereno con massime in salita e minime in diminuzione. La marea di sabato 16 marzo è sostenuta, la massima a mezzanotte e 15 90 cm, la minima alle 6:55 20 cm. Bene, con questo era proprio tutto. Grazie per averci seguiti, per averci scelti. Buon proseguimento, buona serata e buon fine settimana.